ci sembra sbagliata come pista ciclabile in questo viale. 300 metri di pista ciclabile definita dai commercianti una nuova barriera architettonica delimitata da un marciapiede alto almeno 20 centimetri, alla faccia della città smart, dicono gli stessi, preoccupati oltre che per i disabili anche per gli studenti che a inizio anno scolastico avranno necessità di prendere il bus. E dove si fermeranno sulla pista ciclabile? Dove scenderanno? Devono attraversare la pista ciclabile per salire sull'autobus. Questo secondo me è un po' un pericolo. Commercianti contrari al nuovo progetto di Viale Montegrappa a Treviso, deciso da Casugana, a cose fatte senza essere stati consultati, dicono, e avverso al quale è iniziata in sordina una raccolta firme per fermare i lavori. Cantieri già partiti lungo l'isola di attraversamento pedonale dal PUT, ma il cui avvio lungo il citato viale è previsto invece per la prossima settimana, a firmare anche molti residenti. Io questa mattina ho dovuto posare l'auto e prendere la motocicletta per venire qui, perché altrimenti non avrei parcheggiato. Quindi per me è un disservizio. Mi domando, ad anno scolastico iniziato, dove c'è la sosta dell'autobus, la sosta dei pullman che raccolgono centinaia di studenti ogni giorno, cosa succederà di questa via? Promotore dell'iniziativa, questo negoziante denuncia come la pista ciclabile risulterebbe poco sicura, a cominciare dal suo ingresso dal PUT, troppo stretto e troppo trafficato anche per il dedalo di intersezioni presenti, dice. L'immissione in Viale Montegrappa non è semplice, bisogna far passare i pedoni, quindi le biciclette, e solo in secondo momento si entra nel tratto della strada. Quindi se io devo dare la precedenza alle auto che sopraggiungono, sono fermo in mezzo alla pista ciclabile. Come stanno andando le cose ad oggi? Ad oggi non è neanche malissimo, cioè, una leggera ripresa si può vedere. Non vorrei che fosse ostacolata da questa nuova pista ciclabile. Perché ce ne sono tante persone, a noi personalmente, a noi come negozio, dicono non mi fermo perché non c'è posto. Per cui se ci aggiungiamo anche questo è un po' difficile, insomma.